Qualche giorno fa siamo saltati a bordo della nostra Fiat 500C Topolino del 1953 alla volta delle colline del Prosecco, appena nominate Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Obiettivo? L'avventura. Abbiamo attraversato la capitale delle zone del Prosecco, Valdobbiadene, o Valdo per gli amici. Abbiamo attraversato paesetti laboriosi e quasi incontaminati dal turismo di massa. Abbiamo ammirato architetture rurali e siamo passati per un wine shop. Sì, quello era già chiuso da un pezzo. Perché fare il viaggio con un'auto d'epoca, vi chiederete voi? Avremmo potuto essere cullati dai sedili ergonomici e dall'aria condizionata della nostra auto nuova. Ma assopiti nella normale comodità, il paesaggio ti scivola via, dietro ai finestrini, mentre ti alieni lentamente nei pensieri. E così passi impaziente da una meta all'altra. Il viaggio perderebbe il suo significato. Nell'auto storica invece è diverso. Magari senti che vorresti scendere e spingerla. E le buche che prendi, quelle le senti bene. Vedi altre prospettive. Senti i suoni. Senti il sole che coce. La luce del tramonto negli occhi, l'odore dell'estate. E il vento. Senti, vivi. Così è il viaggio che acquista significato, non la meta. E dopo tutto questo, un assaggio di prosecco fresco fatto come si deve, ci sta tutto.